Nel corso del Consiglio Comunale di Portogruaro, tenutosi mercoledì 7 marzo 2012, la consigliera Sara Moretto, a nome della maggioranza, ha presentato una proposta di ordine del giorno riguardante gli interventi urgenti di consolidamento della torre civica campanaria. Nella sua esposizione, la Moretto ha elencato per l'ennesima volta gli interventi subiti da questo storico edificio negli ultimi secoli ed ha terminato la lettura del documento invitando l'amministrazione comunale a ricercare i finanziamenti necessari alla realizzazione dell'opera di salvaguardia della torre. È stato chiesto anche l'interessamento dei parlamentari eletti nel nostro territorio, ossia l'onorevole Andrea Martella del PD e il senatore pidiellino Paolo Scarpa. È intervenuto poi il consigliere d'opposizione Luciano Gradini, il quale ha chiesto all'assessore ai lavori pubblici Luigi Villotta se l'amministrazione comunale ha provveduto a contattare i sopracitati parlamentari in merito al reperimento dei fondi per la torre campanaria. La disarmante risposta la potete ascoltare nel video. Dobbiamo dare atto che molto è stato fatto ed è un problema che sta a cuore sia a coloro che si interessano per la soluzione del problema, sia ai cittadini che sanno e vengono a conoscenza tramite la stampa di questo problema. Benissimo. Quindi è forse inutile ricordare sempre quelli che sono state le operazioni e dai. Certo, è bello anche correrci intorno a varie cose. Ora però vengo alla domanda. L'assessore, il collega Ramuluschi ha detto, avete, mi viene chiesto l'altro tempo, avete voi avvicinato, coinvolto i nostri rappresentanti al Parlamento italiano, no. Questa specie diremo di operatori che abbiamo a Roma? No. Lei mi risponda, avete avvicinato il treno? Risponda alla domanda, sì, avete scritto, sì, ha detto di sì. E non è esatta la risposta che ho dato. È importante che sia oggi, non c'è nessuna risposta. E allora io riferito a questo ordine del giorno, io mi sarò fino a quando non riceveremo risposta da parte dei nostri stimati amministratori e amati amministratori generali.